Bella raga, ciao a tutti al Prussia di Viterbo, perché sono andato a Viterbo oggi. Ciao a tutti. E dal calabrese veneziano. Vai, ragazzi, dopo, allora noi stiamo registrando dopo le pazzie canadesi, quindi non sappiamo ancora i vostri commenti, però ragazzi la gara è stata una cosa. Allora, io ve lo posso dire col cuore, ero pronto ad andarmene dalla Ferrari. Ma per mille motivi, anche perché è una macchina di merda che si spacca anche in qualifica, l'ho rotta, va bene. Prova libera, anzi, sempre la Io scocca. sono partito con un danno al carburante in questa qualifica, Ecco, quindi. ma la cosa bella è che dopo Prussia, che giustamente comunque, ragazzi, se comunque ha sfruttato le occasioni e tutto, cosa fa? Si ferma in mezzo alla pista che rischia squalifica, altri secondi di penalità, arrivano gli altri, io non me ne accorgo perché sono coglione, e rischiamo entrambi di perdere, di ritirarci entrambi. Il Quindi, tutto mentre ti stavo dicendo, sì. ma dove sei? Sono fermo! E te, ma fermo dove? Sì, Fermo, ecco, muoviti! ecco. Quindi ragazzi, adesso qua in Austria promettiamo una gara, spero più tranquilla. Non Ragazzi, fare comunque, promesse che non lo manteniamo. so, ennesima pole position veneziana, sto spaccando i culi in qualifica, pole position anche bella, ma veramente pesante. E secondo Prussia. E sto tacchino di merda mi ha soffiato la pole perché ero Sì, primo, proprio all'ultima curva, il sì. tacchino di merda. Io l'altra gara t'ho aspettato, t'ho fatto passare te e non mi hai lasciato il gusto della pole. Ma Va sinceramente, bene? ma posso essere sincero, mi ha sorpreso anche la pole perché non pensavo di fare 1.16.0. Cioè, sì, scusa, 1.6, no, che cazzo è? 1.6.0, che cazzo è? Non mi ricordo neanche più. Sì, 1.6.0. Posso essere sincero, non mi Dimmi. aspetto di superare la prima curva. Allora, ragazzi, andiamo in gara. Ho Andiamo in messo anche gara un in po' di grid, in grid. carburante in più, anche se avevamo controllato la gara precedente, comunque avevo messo 0,8 in più, quindi assolutamente perfetto. Si vede che forse i danni o uno stile aggressivo con problemi alla macchina ha portato a problemi. Adesso ho messo un giro in più, un giro e 1,1 in più e speriamo bene, insomma, ecco. Tra l'altro abbiamo notato che il tuo carburante rispetto al mio Sì, col peso cambia. differente è diverso, non so perché. Non lo so. Ragazzi, si parte, Gran Premio d'Austria, ancora in pole, il Comenda, bellissimo. Veneziano, ciao! Ok ragazzi, via. A sto giro non ho E fatto si una parte. partenza di merda come nella gara precedente. E si parte, ho già paura. Oh, madonna. Attenzione perché come dicevi te, la CPU mi sembra molto aggressiva, con Ma Norris con sì! gomme hard, c'è Sainz con le gomme medie, attento a questa Beh, cosa. ok, Può darsi, può darsi che abbia impostato la strategia dei tre box. questa è la mia curva, la mia nemesi sta curva oggi, eh. Non la sai fare questa? Faccio fatica, la freno molto prima per essere tranquillo. Ok, beh, Mamma hai fatto mia. bene a dirmelo perché sennò ti entro nel monoposto, qui. Perfetto, ho di nuovo Prussia dietro sempre, non ce la faccio più, ragazzi. Il bello è che abbiamo fatto due registrazioni una dietro l'altra e non è un po' deleterio per te questa cosa? È abbastanza. Ecco, io ho difficoltà invece a gestire questa di curva. Noi, noi se ci mettiamo insieme diventiamo il pilota perfetto. Ma può darsi. Anche se quello che hai appena affermato mi ha fatto appena venire un brivido dietro la schiena. È un brivido d'amore. Comunque, ragazzi, il CPU, vediamo. Io non sono convinto che il CPU sia una merda qua, eh. Qui mi sono allungato troppo. Questa l'ho presa benino, dai. Questa meglio. No, io ti dico che stiamo giocando ancora con la difficoltà 75, giusto? 76. 76. E per ora, a parte quella gara dove ci hanno dominato, ci siamo difesi bene. No, ma siamo più che altro, siamo la seconda forza e la sento adesso però, che Sì. siamo la seconda forza del mondiale. Sì, Questa lunga anch'io. faccio fatica Lunga questa. anch'io. Mamma mia come l'ho presa male. Mamma Mamma mia. mia come l'ho presa male. Meno male che posso sfruttare le RS qui per riprenderti qualcosina. Adesso ragazzi ho fatto solo una speranza, non rompere la parte laterali, grazie. Non so a che cosa ti stai riferendo. Forse è un incidente occorso nella gara precedente con quel bastardo di Tsunoda? Comunque la vittoria del Canada è una vittoria prussia-cumendiana, quindi una vittoria a pari merito. Una doppietta, Proprio dai. sì, assolutamente. Anche se abbiamo rischiato, sto zitto, va basta, non ci penso neanche più perché me la fanno. Diciamo che sono quelle gare dove il primo posto lo meritavamo entrambi, mettiamola così. Sì, no, ma si vede che siamo la seconda forza del mondiale. Cioè, la sento adesso. Certe gare sento che siamo forti. Quello presa bene, dai. Questa comunque entro leggermente meglio. Mi perdo sulla curva precedente. Io ho già visto dove sono i punti dove tu vai meglio e dove io invece vado Sì, meglio. no, Tipo ora siamo la curva che incredibili. dove arrivi ora ci vai molto peggio te Faccio qui. una cagare perché entro come un mongoloide. Qua, vediamo se provo a. Vedi, anche vedi, se
Forse un po' meglio l'ho presa, però... Questa curva va accompagnata come? Sì. Noi invece si prende di punta, ci si entra troppo forti e si esce male. Bravo. Ho fatto anch'io questo errore, un po' meno perché ho frenato prima. Ma quella è la classica curva. Questa è tanto insidiosa anche. Sì, ti frega. Comunque non mi aspettavo la CPU. Già 5 secondi gli abbiamo dato. Sì. Questa qua è la macchina, però abbiamo una macchina forte. Beh, adesso secondo me non è ancora da aumentare il livello, perché sono gare comunque favorevoli per noi queste. Però sì, aspettiamo qualche gara perché sì. In alcuni match abbiamo proprio preso degli schiaffi. Diciamo che qua ci sta che siamo forti in certe gare, però cazzo, sai che possiamo essere handicappati in tutto il mondiale. No, direi proprio di no. Dai, questo l'ho presa benissimo. Sì, però comunque sono entrato meglio, guarda, 1 e 2, qualcosina ti ho mangiato. Questo l'ho presa malissimo invece. E nonostante tutto l'hai presa meglio di me. Pensa a te, cioè... È che la batteria tipo la mia rasenta allo 0% fisso. Io sono 0,4 adesso. Niente, vedi, questa è la mia nemesi, niente da fare. Questa è la mia nemesi. T'ho visto proprio andare lungo. Sì, la mia nemesi, Fioi. Sì. Siamo ritornati al punto di prima, 1 secondo e 100. Preferisco prenderla lenta. A sto punto. Ma il fatto è che quella va presa lenta. Lo so. Io sono tanto aggressivo, io sono proprio un pazzo, cioè, però con correttezza. C'è un altro invece che è pazzo, molto forte, ma un drogato che spacca le pance laterali. Mi fai veramente passare per un bastardo. No, quando ho dato dimostrazione del mio fair play. Sei un bell'uomo. In tutto e per tutto. Sì, un fair play dove rischiavamo di ritirarci entrambi. Però. E se non era per la mia spinta, non arrivavamo neanche al traguardo. Concordo. Come sono entrato qui? Qui sono entrato bene, ma bene, dai. Guarda, quando ho visto spaccarmi la gomma anteriore sinistra ho detto vai, ora mi dà il ritiro. Ma ti rendi conto di tirarsi in una gara come prima, dove praticamente si è dominato? Avevo preso tipo 40 secondi dagli avversari, ritirarsi lì sarebbe stato da bestemmiare in chiesa. Con tutto il rispetto per chi credo, ovviamente, ragazzi. Questa vediamo come l'ho presa. Questa l'ho presa bene. Tu l'hai presa, mamma mia, come l'hai presa. No, però sono uscito meglio. Sono uscito più veloce. Sì, sono uscito anche veloce. T'ho mangiato qualcosina. E Ikume comincia già a sentire la pressione dell'avversario. Quanto ti piace sta roba? Cominciamo subito a mettere un po' di pressione psicologica al Kumenda. Qui io fo cagare su questa curva qui, ragazzi. Queste sono le mie due curve, queste, infatti. Il problema sta andare sui coso. Perché curve. No, sono le mie curve e va sui cosi sulla ghiaia. Perché per farla forte un po' largo qua. Oddio, largo. 0,7, mi sto avvicinando, 0,6. Ci siamo ragazzi. Odore di palude in arrivo. Ma per me sta gara la CPU, per quanto sia indietro, ma mi fa strano vedere la CPU. Non ti fidi. Ribadisco, Sainz con le gomme medie è a 10,3. Così giusto per dire, Ok, le gomme si stanno consumando molto bene. Mamma mia, le gomme già al 34%. Madonna, come siamo vicini. Sì, ma cazzo, ma 30 quanto ce l'hai le gomme? Puttana, 20. Ah, ecco perché. Niente, tu tieni bene le gomme. Quando tu tieni meglio le gomme, so cazzi. Si vede? So cazzi. Devo difendermi di brutto qua perché ho già le gomme messe malissimo. Si è cambiato passo. Tu consumi meno le gomme, cioè, questo... Prussia ha cambiato passo. Posso sfruttare un po' di scia. Se qui mi frena siamo fottuti. Mamma mia. Oddio, sono andato larga anch'io qui, entrava malissimo. Meno male. Ma malissimo, vabbè, 0,6, dai. No, ma quasi il 40%. Sì, vabbè, ma fioi. 22, 26, 21. Se la vinci la gara la vinci qua. Alla grande anche. Ma devo andare in box. La mia sosta è prevista per il 20esimo, 21esimo giro. Bah. Tanto lunga, Molto strano sta cosa. Ecco, all'anteriore è andata. Ma no, ma strano, non l'avrei mai detto. E sai, ho provato a schivarti, Non ho danni per fortuna stavolta, sì, ma cazzo, ma... No, va bene, tanto ce la fo a correre lo stesso. Credo.
Ma qua veramente però un errore gratuito, cazzo, come è successo? Non è che accorto io, te lo giuro. Perché stavo provando ad allargarti, non ce l'ho fatta, non ho toccato praticamente lo stick e non mi sono allargato, semplice. Bene. Sì, qui la pago ora, questa la pago. Peccato. Dai, cazzo, dai, che sfruttiamo sta occasione, devo sfruttarla, sono sincero, perché... No, ora te ne vai, non la reggo più. Dio Cristo. Io dovevo entrare anch'io al 20°, ma mi sa che se non entro ora sono fottuto. Sì, ma non entro neanche io al 20°, vecchio, ho leggo per il 40%, 41%. Ma vecchio, ma perché? Adesso capisco che sei. A sto punto sei il fenomeno del Mar Baltico e dell'Egeo, ma porca puttana, ma è possibile che consuma le gomme? Il fenomeno di sto cazzo, uno che fa un errore del genere e butta via la gara, ecco. Ho capito, sì, ma mi spieghi però perché devo avere tu la gomma al 20 e io al 40, cazzo. Cioè, non è che abbiamo una guida completamente diversa, che siamo il diavolo e l'acqua santa. A quanto pare sì, perché vedrai se c'è un consumo del genere, si spiega. Però eravamo là coi tempi. Cioè, siamo là, cazzo. Sì, ho capito. Magari tu entri in curva troppo deciso, usi troppo freni. Te l'ho detto io, ho notato che la tua macchina si inchioda e non va bene. Io la macchina non la fa mai inchiodare. Sì, per carità. Adesso devo sfruttare l'occasione, però. Questa cagata purtroppo la pago e perdo anche il secondo posto ora. Sicuramente è andata. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo l'errore prussiano a sto giro non è stato fatto per fare giochi. Ma non mi sono neanche accorto io, Cioè... lo so, perché ho frenato fino all'ultimo proprio perché non ti volevo danneggiare, però purtroppo appena ti ho toccato ho perso l'ala. Proprio persa, non è neanche che mi ha danneggiato col giallo, proprio persa, come se avessi sbattuto. C'è ancora, ragazzi, ci sono ancora due variabili. Gomme per me, perché sono già al 48%. No, fiori, ma che cazzo faccio? E la safety car, che per me ci sarà. La mia previsione. Vabbè, no, io qui sono andato via. Ciao. No, non ci siamo. Quanto hai di gomme? No, le gomme 36, 34. 48, vecchio. No, ma la gara non è finita, assolutamente. Ho capito, ma quel cambio di ala e tutto per me è già finita, va tranquillo. Devo riuscire a difendere questo secondo posto che mi serve, ma mi giri il cazzo perché potevo passarti, quello sì. Quello sì, sto giro mi giri il cazzo a me, sono sincero. Sei stato non so che cosa, perché sinceramente non mi sono accorto che mi sei arrivato in bocca. Ma in realtà sapevo che frenavi, ho provato a buttarmi sull'esterno, ma non sono riuscito a dare la pinzata sullo stick, non ha preso l'input, sai? Ho capito. E ti ho toccato, proprio un pezzettino, ma appena, è bastato quello per farmi saltare l'ala. Comunque andrò in box presto, quindi ripeto, la gara assolutamente non è finita. Non sono niente, sono tutto fuorché tranquillo. Più. Più che altro, devo capire anche quanto prima, se no devo fare tre soste, tre soste mi sembra un po' too much. E ti dico solo che c'ho cosa a 3 secondi. Cos'ho? Perché cos'è che sta dicendo? Non capisco niente. Cosa mi sta dicendo? Ah, troppa usura gomme. La strada è ancora lunga. Ho capito che è strada seonga, ma infatti... Ah, Dio Cristo. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo ho fatto una cagata che non era preventivata. Ripeto, non volevo fare una cosa del genere. Giri cazzo perché ora Verstappen ce l'ho a 3 secondi e di sicuro non la mia strategia è andata tutta a puttane qui e ciao addirittura, poi faccio anche questi errori e buonanotte. Verstappen si porta a 3, quanto va ora? 3 secondi tondi. Ricordati, ti posso dire solo ricordati me Imola, che ero praticamente fuori e dopo a fine gara sono riuscito a recuperare. Sì, come ma te c'hai anche le strategie di riserva, io purtroppo no, non so come comportarmi in questo caso. Adesso, secondo te io lo so della mia che sono al 58% di una gomma, 55%, io devo fare ancora 11 giri così, ma come faccio? Ti posso dire che se ormai preventivi di fare 3 stop, buttati le soft. Sì, però non ce l'ha nessuno le soft in pista. Ma lo so, ma tanto non era previsto che facevi 3 soste, quindi... Lo so, però 3 soste rischio di perdere il podio, con 3 soste. Con 3 sì. Io comunque ho perso un altro secondo e mezzo in questo giro. Bel dramma, perché non so cosa fare. Beh, la doppietta è andata a puttane, te lo dico, per quanto mi riguarda. Aspetto, perché ripeto è talmente una gara strana, ripeto, posso anch'io arrivare quinto ancora, quindi non metto niente in tavola in questo momento, sinceramente, anche perché mi sta già dando cambio strategia addirittura, vediamo cosa mi dice. Il tuo consumo di gomme è elevato, mamma mia. Sì, ma io assolutamente, la vittoria in questo momento è tutto fuorché sicura,
Certo che per un modo o per un altro che c'è sempre problemi. Per carità, meglio da una parte, però che sboro. No, questo non è un problema che volevo far accadere, quello è il problema. No, vabbè, vecchio, quante volte sono andato a muro anch'io. Ripeto, 8 decimi Verstappen, cazzo. sì, ma dopo Verstappen quando sei a posto lo mangi. Non credo. Sono stato detto la foratura io. Dio Cristo. 64%, ma dove cazzo vai? Cioè, dopo... Cambia, fuori. Fuori. Ho capito, ma se vado troppo prima go in culo, cioè devo bilanciarmi un attimo. Sì, ma un'usura troppo elevata, non so come mai, Verstappen intanto mi saluta. Vai, Danni è sotto scocco, picchia anche contro di lui. Via! Qui però stavo rientrando in pista, mi è venuto. Diciamo che sì. È stato un incidente un po' di merda. Sì. Guardalo sto mongolo, non si leva. Addirittura il sottoscocco arancione adesso. Mi devo fermare. Devi andare questo giro? Vado al prossimo? Vai. Vado a quello dopo. No, vai, allora te vai ora, tanto ormai. Ormai ho passato, non ce la faccio, mi chiudo. Sono all'ultima curva. Vai, vado, vai. Tento una strategia disperata, te lo dico. Io non so cosa fare. Non so se mettere medie o hard adesso. Tento una strategia disperata. Io tento una strategia disperata. Qua io sono sincero, spero una safety car qua. Ho messo le soft. Porca troia, è aggressiva al massimo. Non posso fare altro. Qui ragazzi ho buttato via la gara. C'è poco da fare. Vabbè, ma aspetta, non è detto. Non è ancora detto. Dopo sai che te lo dico io quando è finita. C'è ancora possiamo fare entrambi ancora podio. Non riescono a mettere l'alettone? Ecco. Quanto ho fatto? 40 secondi di sosta? Dove sei in classifica? 11esimo. Beh dai, sono peggio. 12esimo. No, vabbè. Ma non hanno neanche rimesso la lettona a modo, ci hanno messo una vita. No, non si possono fare queste cose. Devo andare ai box, ragazzi. Pensa a te, vado ai box 7 giri prima. Che ma bello. Poi attenzione, vabbè, io avevo un consumo di gomme spettacolare. Quello è che se tu metti le soft, vediamo come vai con le soft, tutto ancora da decidere, ragazzi. Oddio, madonna, dai, mamma mia. Sotto scocca giallo, Perfetto, io invece ho rischiato di andare a muro in box, Dio Cristo. L'avevi detto che effettivamente c'era questo rischio, Sì, ma ragazzi, vai ai box quanto prima rispetto agli altri, dai. Considera che dovevamo fare 2 soste. No, è una gara, diciamo che è una gara combattuta, dai. Tutti e due siamo in difficoltà per cose diverse. Dai. Sì. Vai. Danni ingenti al sottoscocca. Sport. Va bene. Io comunque la parte sinistra forse leggermente meno verde di quella destra. Non so se per quel coso con te, però leggermente. Io ho la parte centrale completamente arancione. Centrale, ok. Siamo terzi adesso. Però Stalti che ancora la fa la sosta. Io sono nono. Senti cosa dice l'ingegnere, non vale la pena spingere troppo. Perché? Non sentire l'ingegnere veramente mi sento handicappato. Te l'ho ben detto di aumentare un po'. L'ho aumentato. Ma non lo senti lo stesso? Perché faccio fatica, lo sai, se registro, ascolto te e tutto, non sono multitasking come te, vecchio. Ma sarò anche tanto multitasking, intanto prima ho fatto un incidente da babbeo. No, quello bello è quello là in Arabia dove sei andato ai box a spazio. Vabbè, ma lì mi ero completamente distratto. Quello è stato veramente un incidente del comunque, cazzo. Ragazzi, sono stronzo, però ho ragione. Ho le gomme migliori. Comunque la CPU va veloce. Ho detto che la CPU non è lenta qua in gara. No, vabbè, no, ma l'avrei mangiata. Per quanto mi riguarda, l'avrei mangiata in questa gara. Te l'ho detto per iscritto. Adesso con le soft come stai andando? Sono ottavo, sto recuperando, ma bisogna vedere quanto mi durano. Anch'io sto recuperando, ma ti assicuro che rispetto alla qualifica sono più veloci in gara. Mi sto prendendo per carità di Dio, però sono più veloci. Rispetto alla qualifica intendo. 1.8, il giro migliore è 1.8, pensate sono 2 secondi più lento. Mamma mia. Poi te l'ho detto, ai box hanno pure sbagliato a montare la lettone, Perfetto. E là va, è random purtroppo.
Mi dice che c'ho un danno all'anteriore, ma in realtà non ce l'ho il danno all'anteriore. Ma vabbè. Perfetto, beh dai. Come si dice, ha previsto il futuro? È Ah, già imprevisto. previsto il futuro, sì, assolutamente. Già sanno. Dai, quantomeno, quantomeno. Guarda. Mamma mia, sospetta, però adesso devo superare due macchine, Io ho sono in paura. lotta con Sainz e Alonso ora, Io sono in lotta. Dai, questo è un bel giro però. Ho più passo ma non riesco a passarli. Dai, con le medie è un bel giro però adesso, cazzo, Dai, solo che ho già... Per un po'... Dio Alonso, madonna di Dio! Se devo fare 3 soste però non Alonso, vincerò non mai. fare lo stronzo passato, vai. Con 3 soste Trattala non... dai box. Con 3 soste non vinco, neanche se vuoi. Dai Sainz, levati dal cazzo per piacere. Oh. Io sono in lotta con Lando Norris. Sainz Attenzione. sotto dal cazzo. Allora, situazione gomme, 20% quella più consumata. 19% nel posteriore, è un consumo omogeneo di gomme. Beato te. Posso provare a entrare nella scia di Tsunoda, che attualmente ce l'ho a 2 secondi. E Tsunoda, ragazzi, ora mi è venuto gli occhi di sangue, che monta le hard. Tu in rettilineo, preparati già le gomme per il prossimo stint. Chi ti ha detto che fa un altro stint? Vabbè, non puoi... Sì, vabbè, sboro. Cioè, adesso non vuole fare... Sì, vabbè, ciao, adesso fa il figo, no? Cioè, sboro. Sono pagato per queste cose. Fammi vedere come... Cioè, no, vabbè, praticamente... Oh, no, vabbè, c'è qualcosa che non va... Ho già quasi l'usura di Prussia e lui le soft messe prima. Ma perché? Ma dai, ho le medie, cazzo, ho il 20%. Ma dai, Ti chiamerò Gerhard Berger d'ora in poi. Sì, ma sto bruciando qualsiasi cosa, fioi. Sei un succhiarote, sei. E c'ho Tsunoda 1 secondo e 100. Vediamo se questa mia strategia disperata in qualche modo ha pagato, Certo che tu devi fare le hard e mettere, credo, dopo, se vuoi finire la gara. Con 2 soste. Fa un'altra sosta. Ancora. No, allora meriti di bucare, cazzo. Allora, senti, ribadisco che prima ho finito la gara senza una gomma, letteralmente parlando. Quindi potrei anche arrivare con le gomme tipo al 99% di usura. Dai, io ricordo. Dai, Tsunoda, eccolo lì l'attacco di Prussia che sorpassa anche Tsunoda e ripiglia il quinto posto. Io ricordo a tutti che stavo andando ai box e mi ha rispawnato fuori, ma questi sono dettagli, con un ritiro a Barcellona che ce l'ho ancora qua. Cioè, la roba vergognosa, secondo me. Incredibile. No, quello lo vedrà, è una roba. Perché noi stiamo registrando, ragazzi, tanti video quando possiamo, quindi non è che ce li abbiamo già su YouTube. Ancora esatto, non... sì, quando possiamo facciamo anche 2 o 3 gare per volta. Però Barcellona rimane, cioè veramente dovevo bestemmiare in Aramaico antico, invece mi sono trattenuto perché sì, sinceramente una vergogna. Comunque vado meglio con le medie, un passo migliore, ma non tanto per la mescola, sono proprio meglio le medie, le hard fanno cagare, però non so cosa fare. 8 secondi c'ho. Sì, ma non so cosa fare lo stint dopo, però 8 secondi da Russell, 8 secondi e 4, 34% di usura sulla gomma più consumata. Io 27, pensa alla proporzione, vecchio, ma pensa alla proporzione. Non lo so. Pazzesco. Si chiamano il succhiarote, non è colpa mia. Per il momento il giro migliore, nonostante le soft di Prussia. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Questo è incredibile. Buttare giù il tuo tempo migliore. Questo è incredibile. È una gara, ragazzi, questa... Scocca arancione, Sì, per carità, certo, ma io e voglio agganciarmi a questo discorso, ora che ce l'ho io il sottoscocca arancione, voglio vedere appunto, cioè, quanto influisce questa cosa. Sì, ma il problema è che devi, come si dice, lo dobbiamo vedere a parità di gomme, secondo me. C'ha sempre la scusa pronta. No, è che la scusa pronta. Si vede, ragazzi, che lui c'ha il Comenda veneziano, parità di gomme, parità di cazzo, parità di figa, e quando sborri prima è perché usi la pillola. Che vuol dire? Dopo questa io me ne vado dopo cose questa. Totalmente inventate che non hanno senso. Comunque questa forse perché ripeto ancora non c'è sicuro neanche, ma se non faccio cagate il terzo posto forse è l'unico sicuro. È l'unica gara, le gomme che si consumano in maniera più elevata del normale. Comunque questa gara è la più combattuta di tutte, anche di Imola in questo momento. Ma per quanto mi riguarda è la gara più bestemmiata, perché io questa l'ho buttata nel cesso, letteralmente come praticamente quasi tutte. Ma in realtà prima avrei vinto con 3 secondi di penalità la gara precedente, quindi... Vabbè, ma lasciate la scelta tua, cioè io... Sì, assolutamente, non dico che mi hai condizionato con i tuoi continui, dovresti far vincere. Io volevo andare via,
c'è un risultato, c'è un registrato che dice guarda, te lo chiedo se mi fai vincere, se sei onesto, c'è proprio una supplica quasi. È vero, e è io vero. come un re sul trono ero lì, sai come quando c'è Robin Hood che c'è Sì, Bliss che gli sussurra l'orecchio, sì. uguale. È vero, è vero. No, ma il discorso, allora, se noi analizziamo le gare, Analizziamo. Attenzione. tutti abbiamo da recriminare tanto. Cioè, Sì, perché sì. anche la stessa Montreal poteva essere una gara dove la vincevo, non dico in carrozza assolutamente, ma per vari motivi che ancora non mi so spiegare, tra cui appunto vediamo come la benzina qua. 0,45, quanto hai tu? 0,81. Hai messo meno benzina di me, eh? No, sempre 37,1 ho messo. Sì, ma 50 di carico avevi 50,04? Ho capito, ma quelli 6 giri però. Cioè, Ma 37,1. il peso è quello, il peso è quello. Ma allora Cioè, c'è qualcosa, non lo so. no, perché te quando fai la cosa, la simulazione del giro, secondo me è lì che cambia l'assetto, eh. La Dici? simulazione certo, del risparmio carburante, per quello che io ti dico non simuliamolo quello, perché lì ci aiuta tanto. Ma sarà anche così, però, ripeto, non è che gioca a Formula 1 da un giorno. No, ma non è che ti Non insegna capisco. nulla, si fa solo per No, parlare, perché è ma l'unica io cosa. capisco, e secondo me invece è anche forse uno stile veramente diverso a sto punto di guida. Ma... Boh. Ah, vanno i box adesso i ragazzi, sì, ciao. Meglio. Benissimo, non ho ancora Io capito. Mi sono già illuminato su cosa fare, sai? Sì, bravo, Prussia, bravo. Vanno ai box ora? Sì. Sì. Io ho il 57%. Ma tanto ma il prossimo stint è quello decisivo perché devi capire se riesci a finire la gara, cosa che è quasi impossibile. Oddio, i doppiaggi, attenzione. Che c'è? Oh, devo doppiare gente. Per fortuna che stiamo spostando. Va. Ho 24 secondi di distanza da Ecumenda. No, incredibilmente con le medie, cioè, in proporzione tengono anche di più l'usura. Cioè, non so spiegarmelo, ma va bene. Probabilmente proprio la gomma hard, la gomma non da gara. Solo che non posso mettere un'altra media perché non arrivo a fine gara. Cioè, qua se c'è una safety car cambia tutto. Stiamo avvicinando alla finestra. Il bello è che se devo entrare ai box nei prossimi 2 giri, in realtà dovrei Fino a avere se- il box. Ragazzi- No, il 61%, perdo completamente tutto quello che ho guadagnato. Infatti, Ragazzi, fino a Sainz può vincere chiunque, fino a Sainz. prossimo dovevo entrare ora, cazzo. Vabbè. Entra il prossimo, via. Adesso le gomme tutte arancioni. Questa è proprio una gara che non ha ancora fino all'ultima sosta per capire se ne fa, perché sia il Cume che Prussia rischiano le 3 soste, mentre la CPU al 90% quasi tutti ne fanno 2. È un bel problema questo, eh? Sì, no vabbè, ma io proprio vedo che non ho più gomma e mi stanno distruggendo. Sì, Devo infatti. fermarmi a questo giro. Io ho 2 problemi principalmente. Il primo è che mi diverto a tamponarti. E il secondo è che non riesco a vedere mai i box qui. No, qua ho rischiato anch'io, ho rischiato anch'io qua. Mamma mia, che rischio su Verstappen! Io sono arrivato a 1 centimetro! Ma mi raccomando, guarda che anche la doppietta è possibile ancora, eh? No, non è possibile. No, se facciamo 2 soste sì, 3 no, ma neanche io vinco a 3 soste, vecchio, cioè a 3 soste arriviamo, rischiamo tutti e 2 il podio, fiori, cioè poco da fare, cioè è matematica. Certo che le medie, ragazzi, se riuscissi, non ti ricordi a che giro sono andato in box, non me lo È ricordo. successo una cosa incredibile. Lo sai, io rischiavo il ritiro? Perché? Perché mi stava andando a schiantare sul muro, c'è stato il respawn che mi ha messo dentro la corsia dei box. Ecco, a te ti ha messo dentro, cazzo, a me fuori. Ho perso no. quei 2-3 secondi, ma lì ho rischiato il ritiro, eh. Anch'io. Mi hanno cambiato anche l'ala, perché? Perché? Non lo so. Perché? Probabilmente c'era un danno, non lo so. Di solito loro cambiano solo se c'è un danno che ti porta a perdere secondi o decimi. Forse l'hai rotta, forse l'hai rotta adesso. Ora, sì, ci sta. Ci sta che magari mi ha considerato il tocco del muro. Ma però vedi, posso chiedere una cosa, perché te ti hai respawnato dentro a me fuori? Bisogna sempre vedere in dove hai fatto l'incidente. Guarderai, lo vedrai nel prossimo video. Così messo hard o medie? Medie.
Ho voluto fare il tutto e per tutto. E allora sono costretto anch'io. Mi costringe a mettere le medie anche a me. Attenzione, c'è un Bandiera ritiro. gialla. Attenzione, attenzione. Riprendi gara, subito bandiera verde. Aspetta, non è detto ancora. Che fumata! Che fumata di Sainz, ce l'ho qui davanti. Motore rotto Sainz, per Sainz. Sainz, bene, però attenzione, la safety car è ancora possibile, eh. Bandiera verde, ho sentito. Bisogna capire come si ferma. Yellow flag, la vedo anch'io, yellow flag. Mi raccomando, fermati ai box a questo. Devo andare ai box per forza. Io c'ho Bortoleto nel mirino, ora sta a vedere sto tampono, lo tampono, come vederlo. Dai, levati dal cazzo, non mi fa perdere tempo, che già ne ho perso troppo. Box. Box? Sì, non ce la faccio più. Praticamente mi hai doppiato. Sì, però se non voglio fare la terza sosta, vecchio, rischio che arrivo agli ultimi giri, finito. Hard? Guarda che il coglione, la gomma ci ha messo di più. Vedi che sono proprio i tecnici goldoni. Cioè, Goldoni è bello come offesa. Sì. Fai attenzione alle gomme. Verstappen sta arrivando, ti prego fammi stare davanti, cazzo. Sì, però non lo so se finisco cioè la potrei finire ma con la gomma al 70%, Non lo so, tutto da vedere. Per il momento sono anche soddisfatto, non ho fatto grossi errori e con le medie si va meglio. La gomma della gara comunque le medie, Ma no, io le con hard. quelle soft mi sono divertito. Sì, certo, lo so, però le hard proprio sono gomme di merda. Non mi ci trovavo così male finché non mi ci sono schiantato. Ma dopo Ti va, dico via. che potevo aver azzeccato la giusta strategia, ma non lo sapremo mai. Prussia, guarda, io sai che per me tu... Chi è causa del suo mal? No, Pianga se stesso. ma togli quello, ma ripeto, ce la saremmo giocata io e te se non ci tamponavamo là, che poi là neanche non ho visto il tamponamento, quindi ti dico, Ma non ho il fatto è sentito stato niente. talmente tanto piccolo l'impatto che mi sorprendo che l'ho persa l'ala. Cioè, è stato secondo me un danno registrato eccessivo per il colpo che ti ho dato. Però è così, c'è poco da fare. Sapevo che frenavi troppo, ma non, ripeto, ho difficoltà a gestire le staccate. Perché ci arrivo veramente più veloce sotto certe curve. Dai Alonso, dai, levati dalla minchia. Adesso devo cercare di non avere rotture di coglioni, però 10 giri mancano, bisogna capire Mamma l'ultimo. che sorpasso che ho fatto Alonso. Mamma che sorpasso che ho fatto Alonso. Alonso, non fare lo stronzo. Nel frattempo arriva anche Mepa qui a guardare la gara. Chi è arrivato? Sì, tanto per... Il mio babbo. Ciao babbo! Ti saluti il commenda veneziano. Grande babbo, grande. Hai creato Ferrari. Hai creato un bambino bellissimo, è perfetto. Un po' pazzo in curva, però... Sì, abbastanza. 26esimo giro, settima posizione. No, ma il bello è che ho iniziato io in Arabia col tamponamento alla CPU e a te ho detto cazzo, si prospetta, invece dopo si è cominciato una no, ma qui è stata veramente imbarazzante, ripeto, non è stato un errore che ho fatto come appunto nella gara precedente, che lì l'ho detto, sbagliato. Qui proprio non ha preso la pinzata al pad, gli ho dato, sai, il colpettino per scansarti, non l'ha presa. No, dove siamo qui, in Austria? Austria. Grande, però ragazzi, sto girando bene, però, porca puttana. Se non ho pressione giro io. Io purtroppo la pressione è il mio punto debole. Lo sa, Prussia lo sa e lo ammetto. Se non ho pressione però giro bene, cazzo. Non è la pressione, è il Prussia che ti dà fastidio. No, ma anche la CPU, io quanti errori ho fatto con la CPU? Beh, io senti, Tsunoda ce l'ho a 1 secondo e 5, Russell a 15 secondi. No, che tu comunque, Prussia, che tu hai un modo di guidare che in certe curve mi mette comunque la pressione, assolutamente. Tu in certe curve entri come un... come questa che ho fatto ora, 27esimo giro ti dico guarda che curva ho preso. No, ok, io sono un po' più prudente di te su certe curve, assolutamente. Ma forse devo anche ringraziare il mio fatto che ho la moto e di conseguenza riesco anche a vedere certe traiettorie bravo. diverse. C'ho anche la patente io, figlio di te. No, è vero. Però fare un giro record adesso, a questo momento, al 27esimo giro è una bella cosa, vuol dire che comunque giro bene. E non pensavo in Austria così, non pensavo onestamente. Se sei una persona così esperta, mi dici perché non mi fa attivare la lettoncino ora che sono a 7 decimi da Tsunoda? Guarda se sei rosso. Sullo schemino della macchina, se la parte centrale è rossa. No, la parte dietro, scusami, la parte dietro. No, la parte dietro è verde. Allora, non è possibile. È un complotto.
Qui qualcuno mi sta sabotando. Qua vado un po' lungo. Il Comenda qui ha parlato ai box, ragazzi, non attivate le RS ai Prussia, ho capito? Ecco, io prendo sempre le colpe. Cioè, io sono un bambino speciale che va in giro per l'Austria e prendo. Però aspetta che ecco, ho sbagliato. No, aspetta, adesso ho sbagliato anche la curva. Io, ragazzi, devo fare il possibile per superare Merdoda. Devo rendergli quello smacco in Giappone a questa merda. Ora me lo fa attivare le RS. Ti prego, te lo chiedo da amico. Superalo bene e non far danni. Ti prego. Ti prego. Ecco, ho appena distrutto l'anteriore, dai. Mi sono ritirato. Sì, sì, ritiro. Ma come cazzo hai fatto, scusa? Ti sto trollando. Ma vaffanculo! No, ma vai a fare in culo, va merda umana! Guarda che mamma che sorpasso! No! Questo è un sorpasso da sega, ragazzi, lo sto sentendo che arriva! Mamma come mi è cresciuto! Mamma che sorpasso che ti ho fatto! No, ragazzi, non parlo più, adesso silenzio stampa, non mi facci scherzi, Prussia, non esiste, no, basta. No, basta, vai a cagare, no, basta. Basta. Mi sono ritirato. Basta. No. Comunque, 29% sulla gomma più consumata. 27? Vedi? Adesso stiamo Sì, ma te sei entrato un giro dopo? O due? Vabbè, un giro. Di solito ero già al 40 qua. Ok. Intanto Russell ce l'ho a 11 secondi, impossibile. Comunque se forse... Bah, non sto zitto, va, stiamo zitti che è meglio. Cosa che è successo? No, stago zitto e basta perché... Metto quasi un secondo tra me e Tsunoda, 6 secondi di appiastri. Dicevo 10 secondi e 7 dall'auto che mi precede. Ho anche imparato a prendere questa curva che ci rimaneva ostica, sai? Nel frattempo. Il problema è che ora il bastardo giapponese dietro di me può sfruttarmi la scia e l'RS. Non ce la faccio più. Dopo lo sai che registriamo la terza, vero? No, non ci credo, te lo stavo dicendo io. Siamo telepati. Ormai oltre che compagni di scuderia, anche compagni di vita. Mi vuoi sposare? Te lo chiedo qui in diretta. Va bene. Comunque se la prossima gara è in Azerbaijan, facciamo che la quarta perché ci ritiriamo su. Sì, vabbè, si durerà 3 secondi, tipo un gatto in tangenziale. Comunque, incredibilmente, seconda parte di gara la sto gestendo molto meglio anche con le gomme. Perché non hai mai inchiodata il culo? Ho capito, vecchio, ma... Come sono uscito di curva, gli ho preso 8 decimi. Bravo. 8 decimi a Russell in una curva. Sì, ma anch'io con la CPU adesso sono tranquillo, diciamo. Però mancano ancora 6 giri, 0,68 di benzina, quindi. Aspetta, bravo. Vediamo la benzina. Porca di... niente, ragazzi, c'è qualcosa con me con la benzina. Come si è messo? 0,08, incredibile. Fioi, cioè, ho messo un giro e uno in più, non so più cosa fare, ragazzi. Almeno, ecco, sono tranquillo almeno che anche in Canada non è colpa mia, cazzo. Cioè, ma io non ce la faccio più per avere questi problemi, cioè, ragazzi. Cioè, mi sono rotto anche il cazzo, per fortuna. Beh, insomma, in realtà. Attenzione, yellow flag, però. No, Fioi, dove? No, È la prima curva. Se arriva la safety car. 8 secondi e 2 su Russell, qualcosina gli ho mangiato. Comunque, cioè, capito, Prussia, perché sono a 0,06? Dai, non è giusto, cioè, che sboro, ho sempre problemi, Dio buono. Cioè, ho sempre problemi, niente, devo mettere 2 giri in più, non so, cioè, praticamente in partenza vado come un carro armato, devo togliere la batteria. Su Verstappen rischio però, perché ho solo 10 secondi su Verstappen, mancano ancora 5 laps. 7 secondi invece tra me e Russell, 7 secondi e 2. No, comunque Prussia ci sei anche tu che ho messo 1 e 1, cioè era vecchio. L'ho visto. Dai, mi sono rotti i coglioni, cioè mi sono rotto 0-0-1 senza batteria. No, vabbè, 0-0-0. Va bene, grazie. Grazie gioco che devo andare lento anche qua. Dio, a questo punto ti dico che il mio tamponamento non ha influito sul consumo della benzina. No, sul consumo no, però problemi comunque, cioè perché dovresti problemi? Cioè non è possibile. Non è possibile. Ma ti dico che con il coso giallo sto comunque girando bene, come Vabbè, là sei vecchio, sei più bravo di me, dove ti dica. No, non c'entra quello. No, è perché secondo me te dai troppo peso ai danni della macchina. Corri tranquillo, quello ti dico, non ti fare influenzare. E qua ci può stare, ma mi spieghi perché con 37.1 al posto di 36 devo avere 001? Me lo spieghi? Questa è una bella domanda. Cioè, ho perso 2 secondi da Verstappen, ero a 10. Questa è una bella domanda.
Guarda, è vero che ho fatto anche il giro, è vero che qua è un bel passo perché ho fatto anche il giro record, ho proprio un ritmo forte, però che sparo, Catiti si deve andare come un treno, Prussia. Cioè, Sì, sono a 6 secondi e 3, mangio un secondo quasi a Russell. Cioè, capisci che sono sincero il 46% di consumo delle gomme. Cioè, sono sincero, Prussia, qua, se tipo, metti che arrivo primi secondi e sono in lotta con te, mi girano i coglioni, se mi succede sta roba ancora. Sì. Scusami, perché se non posso, ho perso 2 secondi su Verstappen, ragazzi. Devo fare le curve con lift and coast, sempre mollando l'acceleratore. Ma vi pare normale? Cioè, non so. E manca ancora 4 giri, E non sto usando la batteria a parte nei rettilini, perché sennò è chiaro che Verstappen altri 3 decimi mangiati. No, mi sto nervosendo però, non è possibile. Sta gara, cazzo, mi sembra che ho fatto tutto per meritare una vittoria tranquilla. No, neanche questa. Neanche sta merda di gara. Cioè, porca puttana, oh. Cioè, finora non ho sbagliato niente. Sempre senza danni, senza un cazzo, no. Verstappen un po', stare attento a Verstappen, E anche Norris. 125 gradi mi segnalano il motore. Vai, brucio, va, bello e capito. Certo che ragazzi, abbiamo 115 io te il motore, stai veramente tirando tu di motore in maniera sei 10 gradi più di me. No, ma ragazzi, però adesso, a parte tutto, abbiamo un contraltare al consumo. Però raga, una cosa, dovete iscrivervi tutti al canale di Prussia del Cube, perché dove trovate una serie così? Sì, così folle. Sono arrivato intanto a 4 secondi a Russell, Sì, ma prendi anche me, Ragazzi, sto lift and coast a ogni curva, all'81% di batteria adesso. Ho perso un altro secondo, 7 secondi. Vi prego. Finiamo sta gara per piacere, perché adesso vedi, ho recuperato 0,10 andando lento. Ma la cosa bella è che prima quando ti ho detto mi sono ritirato, come l'hai vissuta? Racconta ai nostri spettatori cosa è successo nella mente comendiana. Posso essere sincero? Sì. Posso? Sì, ho detto no, quello di prassi, ma è proprio un coglione, cioè se perdiamo punti ancora così, cioè perché se fa quella CPU è proprio handicappato il ragazzo. Cioè... Sì, ma avevo dei ritardi forti, assolutamente. 3 secondi e 7 non ce la fo. Peccato perché ho un passo spettacolare. Peccato, 3 secondi e 5. Peccato ragazzi, mi dispiace veramente tanto, quell'incidente. Comunque è paradossale come in una gara dove non pensavo, Paul forse comunque fino adesso primo posto e giro veloce. Cioè, incredibile. Attenzione ragazzi, 0-1, altra yellow flag, mamma mia che gara, altra yellow flag. Io non la vedo segnalata, eccola. Ma perché guardo la minimappa, io sono talmente bravo che guardo anche le minimappe e poi vado a sbattere perché sono un coglione. C'è Colapinto che manca poco e meno male che era invisibile, se no lo portavo via. Ragazzi, 009, sto cercando il 75%, praticamente tutta la batteria. Mamma mia, usala che gara. Un pochino, no? Certo, no, beh, chiaro. Ma vedi, Prussia non è felice che forse faccio una gara tranquilla, no, devo morire fino all'ultimo. Io sto dicendo di usare la batteria. Ma se uso la batteria da 0,9 passa a 0,1 in 100 metri. You don't say? Guarda, da 0,1. Guarda che sborda. Come? Ti dico una cosa, ti aggiorno, 2 e 4. 2 e 4 dal quarto posto. Sì, però buttiamo via troppe doppiette, però. 2 e 2. Ma ti rendi conto che passo che ho? Sì. Ti rendi conto che passo che ho? Ma questa, telespettatori, amici da casa, poteva essere una gara proprio fino all'ultimo giro, senza danni ovviamente, a giocare per il primo posto io e Prussia. Saresti stato rovinato dalla benzina. Ah, è vero ancora, ti hai ragione. Ho capito, ma non è colpa mia però, porca puttana. No. Cioè, sì, ecco, diciamo, a parità di benzina, ce la giocavamo all'ultimo giro questa, perché ho ancora il fastest lap per il momento. Ribadisco che ho la macchina rossa. Sì, beh, quello è certo, quello purtroppo lo so bene perché ce l'ho avuta in 3 gare su 3, a parte questa. Chissà perché, forse perché ero lontano da te. Per fatalità, casualità. Ti piace vincere facile come, No, te, diciamo secondo me, allora te hai lo specchietto retrovisore, mi hai visto che arrivavo, ora mi torna, ora mi torna, ora metto insieme i puntini. Mi hai visto che arrivavo, quindi bastardo, ti hai dato una pinzata e mi hai tirato il colpettino chirurgico. Chirurgico. Guarda, posso ti chiamerò Dottor House. Vorrei, se fossi così forte che sarei il campione di Formula 1 a fare ste robe, magari cazzo. No, ma però lo specchietto retrovisore devi usarlo anche tu, Prussia. Io? Ti guido con la macchina in visione? Ah sì, è vero, sì, che come cazzo fai, non lo so.
Attenzione, sono a 0-2 a 2 curve dalla fine. Devo rallentare tanto adesso, Guarda quanto 70% tanto sulla gomma sinistra, 69. Ragazzi, 100% di batteria, penso sia il nuovo record di batteria mai utilizzata. Signori, ultima curva, finalmente, come a Melbourne, una bella vittoria, puttana troia. Questa è bella, cazzo. Vaffanculo, va, andate a cagare tutti. Ok, bello. Io festeggio così. Questa è una bella vittoria, anche con giro record, spero, se qualcuno me lo c'ha, pazienza. Però sarà l'ultimo giro, vuol dire che hai fatto un giro di merda con le gomme strafinite. No, sì, quasi impossibile, infatti. Yes. Non mi aspettavo a Melbourne, a Melbourne, in Austria magari così. Sì. Quinto posto per i Prussia, non ce l'ho fatta a prendere Russell, che termino con 1,8. Però anche qua, anche se sono coglione lo dico, cosa ho detto? Che le medie consumano meno delle hard in sta gara. Incredibile, mai vista una roba del genere. Come in Bahrain, tipo Bahrain. No, io questa cosa non l'ho potuta, cioè non l'ho riscontrata perché purtroppo mi sono dovuto fermare anzitempo. La strategia era giusta. La strategia era giusta e ti dico che avrei modificato la strategia sull'ultimo stint mettendo le soft sorprendendo tutti per spingere. Questo era il mio piano. Purtroppo ho distrutto l'ala tra l'altro poi me l'hanno cambiata 2 volte. Perché secondo me è stato quando sei fatto il respawn che hai fatto il danno. Forse anche minimo, credo, non lo so, Prussia, io dopo non so cosa dire sinceramente. No, sono rammaricato, ti dico sinceramente le cose come stanno, sono rammaricato perché qui diciamo che avevo passo. Come me, io in Barcellona potevo arrivare secondo tranquillo. Mi hai anche passato in classifica piloti, porco di... Grande che giro, ragazzi, grande giro, è il mio fastest. Bravo Come, qua una bella gara ho fatto, sì. Finalmente una bella gara dopo Melbourne, perché in Canada purtroppo è successo quello che è successo. Vai, vediamo la classifica. Classifica piloti. Ragazzi, sono a meno 30 adesso. Vabbè, siamo sempre là io e Bruce, è incredibile, che cosa succeda, siamo là, ragazzi lo giuriamo, non lo facciamo apposta, è così. Lo so. Però nella costruttori siamo a più 11 adesso, Classifica costruttori, finalmente saliamo al primo posto. Ragazzi, stiamo calmi, non mi aspettavo. 200, quant'è? 67. Meno 11 su di noi. Non mi aspettavo una roba del genere, sono onesto. Raga, bene, sì. Anche questa gara è terminata, bene un cazzo perché insomma potevo arrivare secondo, tranquillamente questa poteva essere una doppietta. Sì, però in realtà sì, assolutamente, però Prussia comunque in ogni caso è più vicino al mondiale, quindi sei a meno 34, quindi siamo in lotta anche per i piloti, incredibile, tutti e due. Lo so, ma quando butti sti punti poi insomma... non per dire, pensa anche il mio secondo posto a Barcellona e non la cagata di Imola, potevamo essere primi e secondi in classifica, te lo dico. Lo so, purtroppo ragazzi è andata così e ripeto, secondo me il gioco in questo caso, se posso esprimere una onesta opinione, è stato anche troppo punitivo per Sì, concordo, perché non me ne sono accorto. Forse l'ho presa talmente tanto esterna che l'ha distrutta per quel motivo lì, magari se ci andavo di punta... E dal mio però dico che devo capire perché ho sto problemi con la benzina. Perché hai capito, una lotta con te agli ultimi giri e non posso vincere. Ma non è giusto però, cazzo, mi sarebbero gettati tanti coglioni. Cazzo, devo mettere 2 giri in più. Ti dico, nelle prove libere della prossima vabbè, gara faccio. Va bene. Facciamo la simulazione del consumo carburante. Va bene. Addirittura consumero carburante. Raga, un saluto dal Comendone e un saluto alla Prussia, un saluto a tutti, vaffanculo. Saluto a tutti. Ciao. Bene, peace and love. Ciao ragazzi, ciao.